Salgono ma non troppo, 53 il numero dei contagi, accertati 2 casi ad Agrigento e 1 ad Aragona, morta una 77enne di Sciacca. Restate a casa, se venite sorpresi fuori senza un valido motivo vi arriva per direttissimo una multa fino a 3.000 euro, ma non siete soggetti a denuncia penale. 100 persone bloccate a Villa San Giovanni in Calabria, attraversano lo stretto, la maggior parte si sono ritrovati senza lavoro e senza un tetto. Che fine faranno i campionati? Congelate le classifiche. Ci si chiede quando e se tornare a giocare. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, accertati altri 2 casi nella città dei Templi. Il primo caso è ad Aragona e c'è un decesso a Sciacca. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Questi i dati comunicati dalla prefettura di Agrigento in tema di coronavirus e dei casi che si sono registrati nella nostra provincia. Alle ore 17 di ieri, 25 marzo, i tamponi effettuati sono stati 649 e positivi sono risultati ben 52 persone. Questa è la distribuzione nella nostra provincia: Agrigento 7, Aragona 1, Camastra 1, Canicattì 2, Favara 3, Licata 3, Menfi 4, Montallegro 1, Palma di Montechiaro 3, Raffadali 1, Ribera 6, Santa Margherita del Belice 1, Sciacca 18, Siculiana 1. A questi bisogna aggiungere i 2 casi positivi al tampone post mortem di un pensionato di Agrigento e di un 70enne di Mussomeli deceduto all'ospedale di Agrigento. Gli agrigentini ricoverati negli ospedali della Sicilia sono così suddivisi: 1 a Sciacca, 2 a Caltagirone, 5 a Caltanissetta, 3 a Enna, 1 a Marsala, 1 a Trapani, 1 a Partinico. Ai fini statistici, la città di Agrigento ha visto aumentare i casi di persone affette da coronavirus negli ultimi 3 giorni con questo andamento. Giorno 23 marzo 45 casi, 24 marzo salgono a 47, ieri 25 marzo a 50. Sui 2 nuovi casi registrati ieri risultano ricoverati una presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, l'altro presso l'ospedale reparto malattie infettive di Enna. Intanto il sindaco Lillo Firetto lancia un appello verso i messaggi farlocchi che arrivano tramite WhatsApp che hanno effetti devastanti. Intanto mi preme dirvi che relativamente al caso emerso ieri della signora risultata positiva, oggi ho provveduto a sentirla telefonicamente, la signora sta bene, è una sintomatica e quindi non ha alcun disturbo legato al virus che l'ha resa positiva al tampone. Oggi la notizia è di 2 nuovi casi di risultati positivi al coronavirus. In questi 2 casi entrambi sono persone che risultano ricoverate perché presentano i caratteri tipici, la sintomatologia tipica del virus. Una persona è ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Caltanissetta, una seconda è ricoverata presso l'ospedale di malattie infettive di Enna. Abbiamo oggi provveduto ad incrociare i dati del comune, quindi del COC, Centro Operativo di Protezione Civile Comunale, con quelli dell'ASP di Agrigento. Finalmente, all'esito di questo incrocio dei dati, noi oggi possiamo dire di avere ben oltre 700 nostri concittadini che si trovano in una condizione di quarantena, che stanno scontando quindi una quarantena. Altro tema che vorrei affrontare con voi è quello delle fake news che in questo momento circolano. Cioè molti fanno circolare attraverso il sistema di WhatsApp talvolta dei messaggi che non sono assolutamente verificati. Ecco, vorrei dire a chi si rende autore, magari a volte lo si fa senza pensarci 2 volte, a volte magari è un istinto tentare di avvertire altri, però si sappia che le conseguenze, non la volontà, ma le conseguenze di atti di questo tipo, quando non sono verificati e invece si dice che sono fatti certificati, hanno effetti che sono devastanti. Hanno effetti che a volte sono anche criminali, mi si permetta di dirlo, e credo che dovremmo avere maggiore rispetto
per i tanti, anziani, per coloro che in tante corsie del nostro paese, della nostra amata Italia, stanno soffrendo le pene dell'inferno dentro reparti di terapia intensiva. Quindi abbiamo a che fare con una vicenda che è molto seria e quindi per tutti quanti noi occorre che ci sia ragionevolezza e responsabilità. Violazione del coprifuoco. Chi viene sorpreso fuori casa senza un valido motivo riceve una sanzione amministrativa rapida e immediata. Significa che deve pagare una multa che va dai 400 e fino ai 3.000 euro, ma non va incontro ad una denuncia penale. L'articolo 650 del Codice Penale, la cosiddetta inosservanza dei provvedimenti d'autorità, è stato depenalizzato. La Procura trasmette gli atti alla Prefettura per le multe. Carmelo Lentini. Il recente decreto legge emanato dal Premier Conte sulla violazione della libera circolazione, che minacciava condanne penali ed amministrative, preludendo ad amare conseguenze, ha allarmato gli oltre 500 pizzicati dalle forze dell'ordine nella provincia di Agrigento. A fare un po' di chiarezza ci ha pensato la Procura, che ha specificato che la condanna sarà commutata in una max multa notificata a casa dei diretti interessati. Ciò eviterà la richiesta di decreti penali di condanna, un giudizio speciale che non prevede neppure la difesa dell'indagato. Il governo ha infatti depenalizzato la violazione del coprifuoco imposto per contrastare la pandemia di coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. La Procura ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Prefettura. Dal punto di vista sanzionatorio, le multe sono molto più severe, da 500 a 4.000 euro, ma non ha più alcuna rilevanza penale. La violazione dell'articolo 650 del Codice Penale, la cosiddetta inosservanza ai provvedimenti dell'autorità, che prevede l'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda fino a 206 euro, è scomparsa dal testo, con una sanzione amministrativa rapida e immediata inflitta direttamente dalle forze dell'ordine, oltre che più salata negli importi. Dal governo Musumeci via libera a CIG e deroga, aiuti alle imprese e nuova finanziaria. La giunta regionale inizia a varare le prime misure per sostenere le imprese. Il governatore annuncia una nuova manovra da portare all'ARS. I dettagli con Lello Casesa. Il presidente della regione annuncia una nuova finanziaria con proposte anche dell'opposizione. Dopo un vertice avuto ieri sera in videoconferenza con tutti i capigruppo, via libera alla cassa integrazione in deroga, allargata anche ai nuovi settori ed aiuti alle imprese al fine di contrastare la crisi del dopo coronavirus. Il governo ha trovato un'intesa con i sindacati, un risultato soddisfacente che permette velocemente di accelerare il pagamento di un sostegno al reddito ai lavoratori sospesi a causa dell'emergenza sanitaria con l'accesso alla cassa integrazione degli operatori del terzo settore. I datori di lavoro che hanno sospeso la propria attività potranno richiedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro. A beneficiare del sussidio i lavoratori subordinati, anche i pescatori delle acque interne, esclusi dirigenti ed i lavoratori domestici. Il trattamento di CIG, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo per le ore di riduzione o sospensione dell'attività, è equiparato al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento in deroga potranno essere anche non continuativi. Il trattamento può essere riconosciuto per un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio, limitatamente ai dipendenti già in forza a quella data. Eventuali maggiori periodi dovranno essere autorizzati dal governo nazionale. Altro importante provvedimento a firma di Armao, assessore all'economia, è quello di dare subito una iniezione di liquidità alle imprese che avranno problemi di cassa notevoli nei prossimi mesi. Ricordiamo anche che la regione siciliana, tramite l'IRFIS, il Fondo Sicilia, ha annunciato la moratoria sulle rate in conto capitale dei prestiti e dei finanziamenti erogati. Si consente di sospendere le rate mensili evitando il pagamento della quota capitale per un anno per tutti i rapporti di mutuo di medio e lungo termine, compresi i leasing immobiliari.
La Giunta regionale siciliana lavorerà anche ad una nuova legge finanziaria d'intesa con i capigruppo dell'opposizione all'ARS legata esclusivamente alle priorità imposte dalla situazione coronavirus, richiesta quest'ultima avanzata proprio dalle opposizioni. Tra le richieste in ambito sanitario vi sono infatti tamponi periodici per tutti gli operatori sanitari, compresi i medici di famiglia, tamponi per tutte le figure professionali più esposte al rischio di contagio e per i siciliani rientrati nelle settimane scorse dal continente ed attualmente in quarantena, potenziamento ed utilizzo di tutti i laboratori di sanità pubblica delle ASP per le analisi sui tamponi effettuati, garantire la disponibilità di tutti i dispositivi di prevenzione individuale per tutti gli operatori sanitari, sanificazione delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali pubbliche e private, compresi ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie, nonché delle ambulanze pubbliche e private, degli uffici pubblici e regionali, degli enti regionali, degli enti locali, nonché dell'abitazione e delle autovetture dei contagiati. Tempi certi di attivazione dei posti letto in terapia preintensiva e intensiva, attivazione di strutture fuori dal circuito ospedaliero per i pazienti asintomatici in quarantena. Tutti i club delle Lions di Sicilia donano 70.000 euro alla Protezione Civile regionale. Il servizio. Buongiorno, vi comunico che ieri sera i Lions, in una seduta in via straordinaria e urgente, tenutasi in via telematica, hanno deliberato di utilizzare 70.000 euro dal Fondo di Solidarietà e destinarlo alla Protezione Civile regionale. Questa somma di 70.000 euro si integra alle già 10.000 euro che sono state versate da singoli Lions alla Protezione Civile regionale e quindi di fatto ad oggi la Protezione Civile regionale è nella disponibilità di utilizzare 80.000 euro. Questo è stato sicuramente un grande gesto di sensibilità da parte dei Lions perché vogliono generare la speranza. Abbiamo voluto rispondere al grido di allarme del Presidente della Regione venendogli incontro quindi attraverso questo atto. I Lions di Sicilia non si fermano qui, hanno di fatto da stamattina attivato un conto corrente, quindi l'IBAN verrà distribuito a tutta l'intera comunità siciliana perché vogliamo costituire un tesoretto che avrà la funzione di provvedere direttamente all'acquisto anche di beni di prima necessità e nei prossimi giorni, prossime settimane, provvedere anche alla distribuzione a coloro i quali ne avranno di bisogno e per l'acquisto anche di materiale igienizzante e intervenire in quelle circoscrizioni laddove ci sarà la necessità di situazioni particolari. Con questa azione io voglio ringraziare intanto tutti i Lions siciliani, tutti i soci, i Leo. Voglio ringraziare tutti i presidenti di club che mi hanno anche dato l'indirizzo a perorare questa strada. Voglio ringraziare i presidenti di zona, i presidenti di circoscrizione, l'immediato pastro, il primo vice, il secondo vice governatore e tutti i pastri governatori. È stata un'azione corale. Laddove c'è un bisogno, lì c'è un Lions. Abbiamo dimostrato sicuramente con la compattezza della nostra azione di poter essere presente in questo momento veramente delicato e particolare. Il Presidente della Regione e il Capo della Protezione Civile regionale siciliana sono stati entrambi prontamente avvisati e di fatto sapremo come le nostre somme verranno utilmente utilizzate. Io vi ringrazio di cuore e ritengo che il lionismo è anche questo, soprattutto offrirsi e dare il meglio di se stessi pur rimanendo a casa quando c'è davvero bisogno. Ogni atto di solidarietà è un atto che genera in genere anche altre azioni di solidarietà. Io ritengo che questa è la strada giusta. Insieme possiamo. Il vice coordinatore regionale di Forza Italia Riccardo Gallo premette che l'applicazione del decreto cura Italia del governo Conte richiederà inevitabilmente tempi non brevi, incompatibili con le esigenze immediate dei lavoratori autonomi, dei professionisti, delle partite IVA e delle loro famiglie che a fronte delle emergenze in corso sono sovraesposti finanziariamente senza liquidità e dunque, aggiunge Gallo, in attesa dell'attuazione delle misure di sostegno per coloro che potranno accedervi e per evitare
evitare la chiusura delle attività a ulteriore danno dell'economia siciliana, sarebbe opportuno che il governo regionale agisca sul sistema bancario. Ad esempio, continua tramite un'intesa con l'ABI, l'Associazione Banca Italiana, si potrebbe prevedere la possibilità di ampliare anche di poco il limite di fidi accordati, le cosiddette scoperture, anche con una garanzia pubblica per importi di poche centinaia o migliaia di euro. Inoltre, prosegue Gallo, si potrebbe prevedere che gli aventi diritto ai bonus possano chiederne al sistema bancario l'anticipazione senza oneri. Adesso vi mostriamo un video realizzato dai consiglieri comunali di Porto Empedocle. Guardate. Andrà tutto bene, questo è l'appello che viene fatto dai consiglieri comunali di Porto Empedocle, indipendentemente dalla loro posizione politica, alla cittadinanza empedoclina. L'invito è quello di restare a casa, di chiedere la consegna a domicilio di spese e dei farmaci e invogliare anche la città a fare una donazione per la raccolta fondi da destinare all'ospedale di Agrigento per l'acquisto di ventilatori polmonari per l'emergenza Covid. Andrà tutto bene. Un saluto all'intera cittadinanza. Siamo il Consiglio Comunale di Porto Empedocle. Insieme contro il nemico numero 1, che oggi attanaglia tutto il mondo, il coronavirus. Abbiamo messo da parte le nostre idee politiche. Oggi servono piccoli accorgimenti per evitare il peggio. Restiamo a casa. Se avete sintomi o dei dubbi, non recatevi al pronto soccorso, ma rivolgetevi al vostro medico di famiglia, al pediatra o alla guardia medica. Chiamate il 112 soltanto in caso di emergenza. Potete rivolgervi anche ai numeri verdi regionali o al numero 1500 di pubblica utilità del Ministero della Salute. Tutta l'Italia è diventata zona protetta, limitate gli spostamenti, uscite solo in caso di emergenza ed evitate ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non andate a fare la spesa. Chiamate le attività commerciali e chiedete la consegna a domicilio. E cosa fondamentale, donate. Ognuno può fare la sua parte. Noi abbiamo diritto tutti insieme e abbiamo donato all'associazione Confraternita di Favara per l'acquisto di ventilatori polmonari ed altri presidi da donare all'ospedale di Agrigento per meglio affrontare un'esplosione da contagio del coronavirus nel nostro territorio. Insieme si può. Stiamo a casa. Non facciamoci prendere dal panico, è il momento che ognuno faccia la propria parte per proteggere e proteggersi. Atteniamoci scrupolosamente alle misure adottate dal governo e soprattutto restiamo a casa. Ed anche il consigliere comunale di Agrigento, Salvatore Borsellino, in una diretta Facebook ha voluto lanciare un appello al Premier Giuseppe Conte in merito alla crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo con l'emergenza coronavirus. Vediamo. Un accorato appello viene lanciato via social dal Salvatore Borsellino, consigliere comunale di Agrigento, presidente della prima commissione consiliare permanente allo sviluppo economico di Agrigento, al presidente Conte, all'onorevole Michele Sodano e al ministro Di Maio in particolare, chiedendo quando le misure alle partite IVA, artigiani e lavoratori dipendenti che si trovano a casa per il coronavirus verranno erogate. Tra le altre le misure di Euro 600 una tantum, ancora non vengono presentate le istanze affinché si facciano le domande tramite patronati. Il mio appello è rivolto soprattutto al Presidente Conte, all'onorevole Ministro Di Maio, all'onorevole Michele Sodano, deputato nazionale, che chiaramente ha il modo di interloquire e di comunicare i nostri messaggi al nostro Premier, che ringrazio per i vari DPCM che sta mettendo in atto, e anche al Ministro Di Maio, che giornalmente mi pervengono delle telefonate dai miei concittadini che mi chiedono quando e come queste misure a sostegno delle piccole e medie imprese, a sostegno delle partite IVA, a sostegno degli artigiani, a sostegno di quei lavoratori dipendenti che ad oggi si ritrovano a casa perché chiaramente
siamo costretti a stare a casa giustamente, lo dico e lo ribadisco, a scanso di equivoci, giustamente bisogna stare a casa quando verranno messe in atto queste misure. Mi riferisco ai 600 euro appunto per i piccoli e medi imprenditori. Quando saranno messi in atto queste misure, le 600 euro una tantum per i piccoli e medi imprenditori, roba da poco. Consideriamo che in Francia e in Germania le misure per i piccoli e medi imprenditori ammontano a circa 1.500 euro in Francia e dai 3.000 ai 5.000 euro in Germania. Detto questo, vorremmo capire anche quando sarà messa in atto la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti, che ad oggi non possono mettere più la pentola sopra il fornello, dopo 20 giorni di stare a casa, non potendo lavorare, combattendo questa pandemia. Non sono ancora state comunicate le procedure che mettono in atto questi aiuti di poco conto, perché possiamo parlare anche di un altro problema che affligge i piccoli e medi imprenditori, e ve lo dico io qual è il problema, se voi non ne siete a conoscenza. Un piccolo e medio imprenditore che quindi commercia, acquista e vende merci a vario titolo. Acquista con dei titoli. I titoli nella fattispecie sono gli assegni. Questi assegni devono essere pagati. Questi assegni devono essere pagati, chiaramente, lavorando e vendendo la propria merce. Ma questi piccoli imprenditori, che oggi sono costretti giustamente, ripeto, giustamente a stare a casa, non potendo vendere le proprie merci ed aprire le proprie attività, come devono pagare le scadenze e i fornitori? Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. È arrivata solo a tarda notte la soluzione per le oltre 100 persone bloccate a Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria in attesa di potersi imbarcare per la Sicilia dopo quasi 3 giorni di ingorgo burocratico, politico e istituzionale. Attorno alle 2 sono stati autorizzati a salire sul traghetto per la Sicilia, dove tutti hanno casa o residenze. In larga parte si tratta di lavoratori meridionali impegnati nei cantieri del nord che da un giorno all'altro si sono trovati senza lavoro e spesso senza tetto sulla testa, perché le imprese per cui lavoravano hanno smesso di garantire vitto e alloggio. Il servizio. Adesso l'importante è che questa situazione non si ripeta più, l'importante è che blocchi come quelli che la Calabria ha vissuto in queste 72 ore non si verifichino più, perché altrimenti ci siamo soltanto presi in giro. Sono rientrate in Sicilia ieri sera le 90 persone bloccate in Calabria che erano rimasti all'imbarcadere di Villa San Giovanni per il rifiuto della regione siciliana di accogliere i propri concittadini dopo l'ordinanza restrittiva per l'emergenza coronavirus. Si tratta di siciliani emigrati al nord che dopo la chiusura di cantieri e aziende non hanno un lavoro o un alloggio e hanno deciso di rientrare nella loro terra. Per 72 ore sono rimasti fermi nel piazzale ANAS, in attesa di poter fare rientro in Sicilia. Erano partiti quando l'ultimo decreto governativo era ancora in itinere, nella speranza di tornare nella loro terra, ma sono rimasti bloccati a Villa San Giovanni, impossibilitati a poter prendere un traghetto. Un primo gruppo aveva fatto rientro già lunedì sera, tra loro anche donne e bambini. Ieri sera hanno potuto prendere il traghetto anche altri 90 rimasti bloccati sulla sponda calabrese sotto la pioggia e al freddo. A darne notizia con un video è il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino ieri sera ha annunciato la partenza per la Sicilia dei cittadini siciliani. Alcuni dei siciliani bloccati in Calabria, in attesa di poter prendere il traghetto, hanno trascorso la notte in albergo. Il sindaco di Reggio Calabria chiede la sanificazione generale delle strutture che hanno ospitato queste persone e che si faccia il tampone a tutti quei reggini che sono entrati in contatto con loro. Alle mie spalle le ultime macchine
dei cittadini siciliani che stanno lasciando la Calabria per raggiungere la Sicilia. Finalmente si chiude una bruttissima, una tristissima pagina di politica italiana, una tristissima pagina istituzionale. Si conclude grazie al buonsenso, ma si conclude soprattutto con l'applicazione corretta della normativa sull'emergenza coronavirus, e quindi ci fa capire che questa storia poteva sicuramente concludersi prima, si potevano evitare 72 ore di fermo qui al piazzale ANAS, ma soprattutto si poteva evitare un cinema, un teatro dell'assurdo che sinceramente in questa fase di emergenza, in questa fase in cui dobbiamo pensare esclusivamente, concentrarci su quelle che sono le criticità di questa fase e quindi limitare al massimo l'emergenza coronavirus, ci saremmo potuti, ci saremmo voluti, ci saremmo dovuti risparmiare. Adesso l'importante è che questa situazione non si ripeta più. L'importante è che blocchi come quelli che la Calabria ha vissuto in queste 72 ore non si verifichino più, perché altrimenti ci siamo soltanto presi in giro. Da domani riprenderemo a occuparci H24 della situazione coronavirus nella nostra città. Siamo molto stanchi, siamo tutti molto sotto pressione, siamo molto affaticati, ma non possiamo mollare ora, soprattutto non possono mollare i cittadini di Reggio Calabria, perché dobbiamo fare ancora uno sforzo. Questi giorni saranno importanti e dobbiamo concentrare tutte le nostre forze solo e soltanto su questo. Tuttavia, come tutte le battaglie si concludono anche lasciano anche degli strascichi che noi adesso abbiamo il compito di verificare. Ho avuto conferma da poco della presenza ieri notte a Reggio Calabria di qualcuna di queste persone che avrebbe dormito in un albergo della nostra città. Io voglio capire come è avvenuta questa cosa. Pare che l'ok, il via, la direttiva sia arrivata dalla Regione Calabria. Domani mattina chiederò formalmente se questa cosa è vera. Qualora fosse vera, voglio capire chi dalla Regione Calabria ha dato l'ordine che alcune di queste persone dovessero arrivare in un albergo di Reggio Calabria. Voglio capire perché il sindaco di Reggio Calabria non è stato avvisato, non soltanto in quanto sindaco, ma anche in quanto massima autorità sanitaria sul territorio, ma soprattutto la città di Reggio Calabria rispetto a questa situazione, ripeto, qualora dovesse essere confermata nelle sue dinamiche, si aspetta e chiede e pretende un risarcimento dei danni che ha subito, perché questa situazione potrebbe ingenerare il rischio di aumento di contagi in città, e allora è essenziale che prima di tutto venga fatta una sanificazione generale dell'albergo dove queste persone hanno alloggiato, che si faccia il tampone a tutte quelle persone che sono entrate reggini, che sono entrati in contatto con loro, ma soprattutto adesso non si scherza più, adesso non si può più rinviare, che si facciano i tamponi a tutti i cittadini di Reggio Calabria. 3 arresti dei carabinieri tra Agrigento e Licata. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tra gli arresti effettuati in città e provincia dai carabinieri di Agrigento in contrasto alla criminalità in tempo di coronavirus, il diffuso obbligo di rimanere a casa inizia a farsi sentire anche sulle persone sottoposte a misure cautelari. Proseguono incessantemente i controlli dei carabinieri impegnati nel far rispettare le prescrizioni di contrasto alla diffusione del coronavirus. Nella giornata di ieri, infatti, tra le maglie serrate delle pattuglie dei militari sono incappati 3 pregiudicati sottoposti a misure cautelari. Per i 3 è scattato immediatamente l'arresto e maggiori restrizioni alla loro libertà. Il desiderio di farsi una passeggiata e di prendere una boccata d'aria è stato troppo forte per 2 licatesi, uno di 78 anni e uno di 49, che stavano scontando la detenzione domiciliare per resistenza a lesioni a pubblico ufficiale. I carabinieri della stazione di Ravanusa li hanno infatti sorpresi durante un servizio di pattugliamento per contrastare la diffusione del coronavirus e per vigilare sull'applicazione delle misure di contenimento disposte dal governo nazionale, mentre si trovavano fuori dalla loro abitazione. I 2 non solo non hanno saputo giustificare la loro presenza fuori di casa come previsto
dai decreti del Presidente del Consiglio, ma avevano l'obbligo tassativo di rimanere dentro le mura domestiche perché stavano scontando la loro pena. Per loro il Tribunale di sorveglianza ha ordinato la custodia in carcere. I 2 sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Contrada Pretusa ad Agrigento. Un caso simile nella città dei Templi, dove un 28enne pregiudicato sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato controllato della sua auto in piazzale Giglia a San Leone, in compagnia di un minorenne. Il ragazzo, mostrando segni di nervosismo al controllo, ha convinto i carabinieri della stazione del villaggio Mosè ad approfondirli. Così all'interno del vano portaoggetti della macchina sono sbucate 10 dosi di marijuana, già confezionate e pronte per essere vendute. In questa occasione l'autorità giudiziaria ha aggravato immediatamente la misura nei confronti del giovane, sottoponendolo agli arresti domiciliari. Si tratta quindi di un altro caso dei carabinieri di Agrigento conseguito negli ultimi giorni a seguito della fitta rete di controlli in tutta la provincia contro la diffusione del virus. Nei giorni scorsi numerose sono state le segnalazioni a carico dei cittadini, trovati ingiustificatamente al di fuori della loro abitazione, a fronte di altri, la maggior parte, che diligentemente in questi giorni stanno rimanendo a casa nel rispetto delle direttive emanate. Allerta meteo, violenti temporali stanno colpendo la Sicilia. I dettagli nel servizio. Il maltempo che nelle scorse ore ha investito la Sicilia ha provocato forti danni in varie parti dell'isola. Tra le zone maggiormente colpite è la provincia di Catania, dove una bomba d'acqua ha causato allagamenti in diverse zone del territorio etneo. Sono state una cinquantina gli interventi di soccorso portati a termine dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania nella sola giornata di ieri. In particolare sono stati effettuati interventi di soccorso a persone in auto, pali e semafori pericolanti, infiltrazioni d'acqua in abitazioni, garage allagati, caduta in tonaci di rivestimento degli edifici. Chiamate ricevute dalla città e dalle zone di Paternò, paesi etnei e fascia costiera. Tra gli interventi effettuati anche quello al campanile della chiesa di San Vito a Mascalucia, nel Catanese. Verosimilmente un fulmine ha causato una sovraccorrente che ha surriscaldato dei fili elettrici all'interno del campanile, provocando un incendio. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco che ha messo i locali in sicurezza. Gravi disagi anche per la viabilità siciliana. La strada statale 114 Orientale Sicula è rimasta chiusa al traffico in territorio comunale di Sant'Alessio Siculo, Messina, per allagamento del Ponte Agrò al chilometro 35.250. Le deviazioni avvengono lungo la A18, per chi procede in direzione Catania, uscita a Roccalumera, mentre per chi procede in direzione Messina, uscita obbligatoria a Taormina. Nelle scorse ore è stato riaperto il tratto lungo la strada statale 114 a Priolo Gargallo, precedentemente chiuso dal chilometro 144 al chilometro 137, sempre per allagamento. Sulla strada statale 557 di Campobello di Licata il traffico è provvisoriamente bloccato in territorio comunale di Sommatino per la presenza di un albero in carreggiata al chilometro 13,400 caduto per il forte vento. La strada statale 114 Orientale Sicula è rimasta chiusa al traffico in territorio comunale di Sant'Alessio Siculo, Messina, per allagamento del Ponte Agrò al chilometro 35,250. E i violenti temporali che si sono abbattuti ieri su Catania hanno causato gravi difficoltà anche ai lavoratori che ad oggi sono ancora impegnati nelle aziende della zona industriale che svolgono servizi essenziali. A renderlo noto è la UGL Etnea, che in particolare nel tardo pomeriggio e per tutta la notte ha ricevuto segnalazioni da parte di numerosi dipendenti rimasti in panne oppure bloccati dalle forze dell'ordine, che hanno dovuto chiudere alcune strade per impraticabilità ed inconvenienti occorsi. Turni iniziati in ritardo, lavoratori che sono dovuti tornare a casa e questo è il bilancio degli ennesimi acquazzoni che hanno mandato in tilt l'intera area produttiva della città. Che fine fa lo sport? Chi vince? Come finiscono i campionati? Ce lo dice Carmelo Lentini. Riuscire a portare a termine i campionati è diventata la nuova grande priorità sia del calcio italiano ma anche per le altre discipline. L'emergenza coronavirus ha portato ad una lunga serie di rinvii degli eventi in programma che costringeranno a lavorare su una nuova calendarizzazione degli stessi. Nessuno può infatti sapere quando questa terribile emergenza verrà meno, ma intanto tutti sono al lavoro per farsi trovare pronti nel momento in cui si potrà tornare a giocare a calcio. Ed alcuni paletti sono di fatto già fissati.
Sono tante le ipotesi al vaglio della federazione. Nei giorni scorsi si è fatta larga anche l'ipotesi di un torneo spostato tra novembre e dicembre 2020, ma tale opzione va scartata perché porterebbe ad uno stravolgimento dei calendari della prossima stagione. A tal proposito il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha spiegato come lo spostamento di 12 mesi del torneo possa essere la migliore tra le soluzioni. Credo che sia la soluzione più giusta, ha detto lo stesso Gravina. Noi abbiamo l'esigenza di chiudere i campionati per avere delle certezze per il futuro. La stagione 2019-2020 per tutti i campionati va conclusa entro una data che di fatto è fissata il 30 di giugno e questa è una cosa resa necessaria dal fatto che i contratti dei giocatori scadono proprio quel giorno e affinché si possa sforare sarebbero necessari dei provvedimenti presi a livello internazionale. Noi abbiamo l'esigenza di portare a termine il campionato entro il 30 giugno, dice sempre lo stesso Gravina, ed entro quella data che si dovrà chiudere il torneo 2019-2020. Andare oltre non sarebbe impossibile, ma è una cosa molto difficile. Potrebbe rendersi necessario un provvedimento di carattere internazionale. Affinché si possa riuscire a chiudere il campionato entro il 30 giugno è necessario che si riparta ad inizio maggio. La speranza è quella di tornare a giocare il 2 di maggio, ma la situazione iniziale ha già portato in molti a pensare al 9 maggio come ipotesi più plausibile. Detto comunque che comunque è complicato fare previsione, la realtà è che il campionato ripartirà quando ci saranno effettivamente le condizioni per farlo. Nel caso in cui si dovesse effettivamente riprendere il torneo ad inizio maggio, il calendario sarebbe fittissimo e non lascerebbe spazio ad ulteriore stop. Si potrebbe giocare comprese i giorni del mercoledì, ma non è da escludere anche un'altra eventualità, un ulteriore rinvio che porti alla necessità di organizzare play-off e play-out. E questa è un'opzione che il presidente della FIGC Gravina non ha scartato. Infatti lui tiene a sottolineare: l'unica certezza che abbiamo è che i campionati vanno completati. Tutto dipenderà dal tempo a disposizione ed è per questo che mi sono permesso di consigliare play-off e play-out. È un'idea che è stata accolta piacevolmente anche dall'UEFA, anche perché in questo modo i campionati potrebbero avere maggiore appeal. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Come sempre c'è un video prima della sigla. A presto. Voglio leggervi questa poesia che alcuni amici mi hanno girato proprio adesso. È di un'autrice irlandese dell'Ottocento, Kathleen O'Meara, credo si dica così, che sembra essere scritta per noi ora. E la gente rimase a casa, e lesse libri e ascoltò, e si riposò, e fece esercizi, e fece arte, e giocò, e imparò nuovi modi di essere, e si fermò, e ascoltò più in profondità. Qualcuno meditava, qualcuno pregava, qualcuno ballava, qualcuno incontrò la propria ombra, e la gente cominciò a pensare in modo differente, e la gente guarì. E nell'assenza di gente che viveva in modi ignoranti, pericolosi, senza senso e senza cuore, anche la terra cominciò a guarire. E quando il pericolo finì e la gente si ritrovò, si addolorarono per i morti e fecero nuove scelte e sognarono nuove visioni e crearono nuovi modi di vivere e guarirono completamente la terra, così come erano guariti loro.